Attenti, attenti, grazie, grazie per essere venuti. Nando Posi, l'archeologo Nando Posi. Benvenuti. Benvenuti a Romanzesu, uno dei più suggestivi centri cerimoniali della Sardegna nuragica. E in questi 3 giorni abbiamo avuto il piacere di aggiungere e il privilegio, piacere e privilegio condivisi con i colleghi di Orune e con i colleghi di Noddule, perché la stessa installazione artistica in materia diversa è stata ospitata anche a Sutempieso e nel complesso nuragico di Noddule. Abbiamo aggiunto suggestione alla suggestione, perché abbiamo ospitato la scultura nella versione in bronzo che Diego ha scelto di posizionare qui all'ingresso di uno degli edifici sacri di Romanzesu, con un perfetto connubio tra arte, archeologia e ambiente. Il nostro sogno, ne parlavo con Diego nei giorni scorsi, è quello di riuscire a organizzare qualcosa di ancora più strutturato, con una serie di sculture da posizionare all'interno dell'area, quindi moltiplicare la suggestione d'Esamama posizionata qui all'ingresso del Tempio a Megaron e riproporla, moltiplicarla all'interno del complesso archeologico, in coincidenza di altre strutture del grande centro cerimoniale di Romanzesu. È un connubio ideale anche per il messaggio che la scultura propone, un messaggio di rinascita e di ripartenza in qualche maniera, come poi verrà illustrato ovviamente dall'autore e dalla presentatrice di tutta la... Silvana Sanna, sì, certo, di tutta la manifestazione proposta nei tre luoghi, tra i 3 luoghi più simbolici dal punto di vista delle manifestazioni architettoniche, ma anche delle atmosfere e delle suggestioni che trasmettono dell'architettura sacra nuragica nel nuorese. Io non voglio togliere molto tempo perché appunto ci sarà la presentazione dell'opera e poi seguirà alla fine anche la visita guidata all'interno del complesso, quindi passerei direttamente la parola a Diego Asproni che illustrerà la sua opera, la sua installazione. Grazie Nando, grazie. Siete venuti in tanti e questo ci fa molto onore, molto piacere. Un altro segnale di come questa mostra è anche pretesto per un tentare di ricominciare a metterci in cammino e stare prudentemente assieme. È anche un segnale di come i paesi che hanno questi monumenti e che li valorizzano poi essi stessi, i monumenti servono a valorizzare i paesi e le persone che vivono in questi paesi. E grazie ancora per la vostra presenza, vediamo tanti amici, tanti conoscenti, parenti, tanti rappresentanti di associazioni e di istituzioni, vedo anche il sindaco e ci fa molto piacere. Ringrazio dunque di questa opportunità, di questa mostra dedicata, che ha per titolo Mamas, le cooperative dei 3 siti archeologici di Romanzesu, Sutempiesu e Noddule, la cooperativa Estelai, la cooperativa L'Arco di Orune e la cooperativa Nuraghe di Nuoro. Ringrazio della collaborazione, ringrazio appunto questa cooperativa della disponibilità e di aver accettato la proposta e il progetto presentato da me. Ringrazio Deborah Carro che ha curato la parte fotografica nelle varie locandine e nelle varie immagini che sono serviti a propagandare l'iniziativa nei social. Ringrazio anche Gianfranco De Logu che mi ha aiutato a trasportare le sculture, a sistemarle nei 3 siti archeologici. E poi ringrazio Silvana Sanna che ha accettato di buon grado di presentare questa mia iniziativa, questa mostra in questi 3 luoghi.
e a lei do la parola. Prego, Silvana. Benvenuti a tutti. Allora, siamo arrivati alla terza tappa di questo progetto di Diego che prevede la presenza de mamas, 3 figure femminili con un bambino in braccio collocate in 3 aree sacre del nostro territorio. Si tratta di 3 figure, 3 mamas che Diego vuole collocare non a caso all'interno di un tempo ben preciso. Abbiamo appena passato, diciamo così, un tempo molto duro, tempo della fatica, della sofferenza, per qualcuno anche tempo del lutto, per avviarci al tempo, come diceva Nando, della ripresa, della rinascita. Ebbene, fra questi 2 tempi è giusto soffermarci su un tempo che può essere breve ma molto prezioso, anzi direi fondamentale, che è il tempo del ringraziamento. Abbiamo tutti qualcuno o qualcosa per cui ringraziare, personalmente, come comunità, per chi si è occupato così, si è preso a cuore molte situazioni e queste situazioni in molti casi sono arrivati a una buona conclusione. Quindi abbiamo davvero dei motivi per ringraziare, per essere qui tutti insieme. Anche questo è un elemento che prelude alla ripartenza. Cosa prevede il progetto di Diego? Il progetto di Diego prevede 3 mamas, che poi è un'unica mama, all'interno di queste 3 aree, e ciascuna di queste mame è realizzata con un materiale diverso. A Nordule abbiamo la mamma in terra, su Tempiesu la mamma in cera e qui abbiamo la mamma in bronzo. Vorrei far notare che questi particolari fanno sì che questa mamma, pur essendo la stessa, in effetti può farci arrivare un messaggio differente. La mamma de terra è la prima che viene concepita nella mente dell'autore, che parte da un disegno, e però è quella che per prima viene realizzata e nasce da un impasto di terra e di acqua, proprio come la nascita di un uomo. Nasce da questo impasto, la terra e l'acqua che sono le radici, ma che sono anche il nutrimento. E poi successivamente il fuoco la sedimenta e la rende forte. E poi c'è la scultura in cera che si trova su Tempiesu. Potremmo definirla una cera che rappresenta la duttilità di una persona, cioè la capacità di adattarsi alle situazioni, ma è anche una scultura in cera che ripropone uno stile, un genere scultoreo nella storia dell'arte definito minore, che è quello della scultura in cera, che invece era molto comune e molto vicina agli strati popolari, perché quelle piccole sculture in cera così commoventi si trovavano anche all'interno dei nostri santuari, erano gli ex voto che venivano donati nei nostri santuari e quindi erano molto vicini agli strati popolari. E infine la scultura in bronzo. Che cos'ha questa scultura in bronzo? Questa scultura in bronzo è l'ultima che nasce rispetto alle altre ed è quella che maggiormente conserva qualcosa delle altre, al punto tale che potremmo definirlo una summa di tutte le altre. Questa scultura in bronzo potrebbe rappresentare la forza, ma anche l'eternità. E come nasce questa scultura in bronzo? Questa scultura in bronzo nasce da una grande fatica. Per poter nascere, anzi è l'unica delle 3 che potremmo dire rinasce. Rinasce in che modo? Deve rinunciare a una parte di sé, deve tornare alla terra che la avvolge come un nuovo grembo, deve superare una nuova prova che è la prova del fuoco, deve perdere una parte di sé che può essere la parte in cera, la deve perdere per poterla poi sostituire con una nuova linfa che diventa il bronzo. E da questa prova così dura che è data dalla terra ma anche dal fuoco esce vittoriosa con un bambino in braccio, proprio come un soldato dopo la battaglia, e viene fuori piena di impurità, come davvero un soldato dopo la battaglia che deve liberarsi di tante cose che si porta appresso, perché pur essendo sopravvissuto non è ancora tornato umano. E allora cosa succede? Questa madre deve affrontare una tappa successiva
la tappa fatta di tenerezza e di amore, in cui qualcuno la ripulisce delle impurità che si porta appresso per poterle ridare quella bellezza e tornare nelle braccia del suo creatore, che è appunto l'artista, che vuole che essa sia non solo una sopravvissuta alle dure prove della terra e del fuoco, ma che sia bella così come l'ha concepita per potersi presentare di nuovo nella vita con la sua dignità e con la dignità che le spetta. Se guardiamo bene questa bella figura materna, ha avvoltolato a sé, ha vinto il suo bambino, lo tiene con orgoglio ma anche con un grande senso di protezione, come a dire: io mi tengo vicino alle cose che veramente contano nella vita. E chiediamoci che cos'è di essenziale nella nostra vita o nella vita della nostra comunità e teniamocelo stretto, teniamocelo avvinto e proteggiamolo. E notiamo anche un'altra cosa: perché Diego ha scelto tra tutte le figure che poteva scegliere per questo progetto proprio Zamama? Perché Zamama è colei che riesce a generare il bene, è colei che porta frutto. E cosa c'è di un frutto più bello, più di un figlio, che potremmo definirlo una sorta di gemmazione della figura materna stessa? E questa figura Diego l'ha tenuta dentro di sé a lungo, l'ha tenuta nel suo studio e poi ha deciso tra tutte le figure di scegliere proprio questa per rappresentare questo momento, che è il momento del ringraziamento e che prelude alla ripresa. E cosa ha fatto Diego? Ha deciso di portarla all'interno di 3 aree sacre. Non è casuale questo, perché in questi luoghi si veniva per rigenerarsi, prima ancora che nel corpo, nello spirito. Quindi è il modo giusto, il posto giusto per poter dire: è il momento della ripresa, riprendiamoci, andiamo avanti, rigeneriamoci e teniamoci strette le cose che veramente contano. Ora Diego questo progetto poteva farlo a livello personale, come potrebbe essere una persona che dopo aver passato un duro periodo decide di fare un voto alla divinità, e poteva farlo personalmente, sciogliere personalmente il voto alla divinità. Ma Diego fa un passo avanti, vuole che noi possiamo accompagnarlo e condividere il momento in cui questo dono viene fatto alla comunità. È consapevole di un fatto importante, e cioè che nel momento in cui il dono viene offerto alla divinità e viene esposto alla comunità, quel dono cessa di essere un'esclusività di chi lo dona e diventa parte della comunità stessa. Ora Diego vuol dirci qualcosa, vuol dirci: è il momento di aprirci, è il momento di andare avanti, è il momento di forse di fare un passo e di ripensare ad alcune cose, tenendoci strette le cose che veramente contano. Grazie. Grazie.